Da oggi la questura di Agrigento prende il nome di Beppe Montana, dopo la cerimonia di ieri che ha visto presenti ad Agrigento il capo della polizia Gabrielli e le massime autorità civili e militari, un evento che ha caratterizzato la giornata dedicata alla vittima di tutte le mafie. Ampia è stata la partecipazione anche degli studenti, che hanno voluto così, con le testimonianze delle loro lette all'ex chiesa San Pietro, e che ha visto la presenza anche della vedova Montinaro e del fratello di Beppe Montana, Giulio, un impegno di tutti nel dare merito a chi nell'esecuzione del loro dovere hanno reso più sicuro la collettività nella cattura dei latitanti. Questa battaglia la si fa sì con i tribunali, con le forze di polizia, con l'autorità giudiziaria, ma la si fa primariamente con i comportamenti di ognuno di noi, con quello che ognuno di noi è chiamato a fare, ma anche qui, come ho sottolineato, con l'impegno soprattutto da parte di chi ha maggiori responsabilità. Noi non possiamo chiedere al cittadino di essere onesto, di essere irreprensibile, di essere sempre pronto a rispettare la legge se chi ha compiti di responsabilità troppo spesso questa modalità di comportamento non la attua. E quindi il tema è principalmente un tema culturale, nella sua accezione più piena, più ampia, più nobile, che impronta poi i comportamenti di ognuno di noi, le mentalità. Un momento importante oggi che vede appunto anche il capo della polizia qui, oggi è una giornata che ricorre nazionalmente le vittime, si ricordano le vittime della mafia, e anche questa titolazione della questura a una vittima, anche lui, Montana. Secondo me è molto importante che la città di Agrigento ricordi Beppe Montana, che in questa città ha trovato i natali, è importante che lo ricordi con le massime cariche dello Stato, oggi la presenza del capo della polizia. È un momento per ricordare Beppe Montana, ma tutte le vittime della mafia, ed è un momento per rendere onore a una vittima, prendere insegnamento da quello che la vittima ci ha insegnato e andare avanti a testa alta. Oggi giornata di vittime della mafia, come non ricordare Rosario? Sì, anche il capo della polizia ha voluto rendere omaggio alla stele del giovane magistrato, una visita che lui ha ritenuto doverosa, obbligatoria per un servitore dello Stato, per uno che ha dato la propria vita per la giustizia e la legalità, quindi per la libertà di tutti. È un momento certamente importante nella misura in cui riusciamo a tradurre il ricordo in memoria, cioè nell'attualizzazione della testimonianza, dell'impegno di questi uomini e donne che hanno servito lo Stato nella nostra vita quotidiana. Questo diventa allora insegnamento, diventa di fatto speranza di cambiamento per la nostra tormentata società. Ho il piacere oggi di rappresentare qui su delega del Presidente il governo della Regione, impegnato ovviamente in una azione di riqualificazione complessiva dei territori della regione siciliana, e rispetto a questo processo ovviamente non è estranea, anzi direi è parte integrante, la partecipazione convinta del governo regionale non solo e non tanto alle manifestazioni formali quanto alla diffusione, diciamo, di una cultura e di un'azione incisiva che possa, diciamo, interdire la violenza, la delinquenza, la illegittimità